Autonomia, primo passo concreto a Roma della trattativa governo-regione. Il presidente del Veneto Luca Zaia ha incontrato i sottosegretari agli affari regionali Gian Claudio Bressa e all'economia Pierpaolo Baretta, un incontro che Zaia ha definito essere andato nella direzione giusta. Io trovo un clima disteso, sereno e soprattutto di operatività. Oggettivamente devo riconoscere che col sottosegretario oggi c'è una condivisione delle modalità e anche dell'operatività. Questo ci fa ben sperare, anche perché lì i veneti stanno aspettando, sono 5 milioni. Di arrivare prima che l'attività parlamentare si concluda del tutto ad una preintesa, non so come la vorremmo chiamare, che definisca un percorso e che dia il segnale che si fa sul serio. La preintesa servirà a mettere i paletti sul lavoro svolto e da svolgere. Entro gennaio la firma, dunque. È l'occasione per stabilire quanto fino ad ora si è fatto e soprattutto guardare al futuro e soprattutto dare indicazioni a chi verrà dopo a governare questo Paese affinché abbia già stabiliti criteri e tempistiche e modalità per affrontare la trattativa, che dovrà avere ovviamente un suo itinere e continuare nell'alveo già tracciato. Intanto sono già 5 i tavoli aperti su sanità, lavoro, istruzione, ambiente e rapporti Unione Europea. Mancano in teoria altri 18 tavoli, perché 23 materie meno 5 che già stiamo trattando, mancano altri 18 tavoli. Però insomma la macchina è partita e da lì non si torna indietro. La firma di questo provvedimento è importantissima perché sancisce soprattutto le modalità operative per il futuro.